I problemi per i rientri dei veneti dai paesi del Golfo toccati dalla guerra arrivano dal Qatar, dove lo spazio aereo è chiuso. Da lì sono una quindicina le persone che si sono rivolte alla regione per ricevere assistenza. Le soluzioni per partire restano l'Arabia Saudita e l'Oman. In via di risoluzione, grazie anche al supporto degli uffici regionali, i rientri dagli Emirati Arabi, compresi turisti che erano rimasti bloccati in una crociera al largo di Dubai, dove invece i voli per l'Italia sono attivi. Intanto prendono sempre più corpo le preoccupazioni delle categorie produttive. A creare allarmismo sono in particolare gli aumenti non solo del petrolio, ma anche di benzina e diesel alla pompa. Le compagnie parlano al momento di una crescita dei prezzi ancora contenuta in rapporto allo scenario complessivo, ma si sottolinea come le scorte siano in rapida diminuzione. A sollevare il problema, dopo gli appelli lanciati da altre categorie allo scoppio del conflitto, è la Confederazione Veneta delle Piccole e Medie Industrie con il presidente William Beozzo. Il petrolio cresce a doppia cifra e lo stretto di Hormuz, da cui passa il 20% dell'energia mondiale, è sotto tensione. L'India sta già razionando gas alle industrie dopo lo stop della produzione in Qatar. È il segnale che la crisi è reale e globale. Per Confapi Veneto le ripercussioni sono immediate su cittadini e imprese. La soluzione chiesta al governo è quella di riattivare le misure già adottate con la crisi energetica in Ucraina, con taglio degli oneri di sistema, crediti d'imposta, rafforzamento degli stoccaggi e diversificazione delle forniture. Per il Veneto significa costi in aumento, famiglie con meno potere d'acquisto e imprese energivore a rischio stop. Il governo intervenga subito, servono misure straordinarie per difendere produzione e lavoro. Non possiamo arrivare tardi.